Buongiorno a tutti, funziona? Sì. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui a Palazzo Ferrofini, ridò il benvenuto e ringrazio tutti i presenti, in particolare coloro che interverranno con me in questa conferenza stampa in un momento, io credo, davvero importante, in un periodo, in settimane molto importanti che hanno visto Palazzo Ferrofini affrontare, lavorare e credo anche mettere in risalto con grande responsabilità e anche grande impegno lavori, interventi, impegni su quello che è un tema a cui noi stiamo molto attenti e che abbiamo molto a cuore, che è la violenza sulle donne. Do il benvenuto e ringrazio i presenti, che sono il consigliere provinciale di Padova Luigi Sabatino, il sindaco di Limena, il sindaco Stefano Tonazzo, il vice sindaco di Limena Cristina Turetta, anche la dottoressa che si occupa del settore dell'assistenza e servizi sociali del Comune di Limena, che è qui presente con noi. Siamo qui per presentare un progetto che è il progetto Kit Salvezza, quello che adesso spiegheremo, per le donne vittime di violenza, che è stato approvato in Consiglio regionale lo scorso 19 novembre come ordine del giorno durante la discussione del progetto di legge per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza sulle donne e contro le donne. Un ordine del giorno che ho presentato e che è stato sottoscritto da molti colleghi, ho approvato all'unanimità dal Consiglio regionale. Si tratta di un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale all'istituzione di un kit salvezza a favore delle donne vittime di violenza. L'iniziativa vuole garantire un supporto immediato alle persone costrette a lasciare improvvisamente la propria abitazione per proteggere se stesse, i propri figli, oltre a promuoverne la sua diffusione sul territorio intero del Veneto. Il kit salvezza è una borsa di emergenza, poi lo vedremo anche insieme. È una borsa di emergenza che contiene i beni di prima necessità, informazioni utili per permettere alle vittime di superare le prime ore e i primi giorni dopo l'allontanamento improvviso del posso continuare? Sì, improvviso dalla propria abitazione. Sono situazioni sicuramente di pericolo che normalmente accadono quando si scappa dalla propria abitazione, dalla propria dimora, e in attesa di accedere poi a quelle strutture che sono i centri antiviolenza, le case rifugio, che sono i sostegni e la struttura che la Regione Veneto da tempo e da anni, con seguito anche dell'approvazione di una legge, ha realizzato, sta realizzando con, speriamo, sempre più efficacia. Ci tengo peraltro a evidenziare che ho sottoscritto convintamente il progetto di legge per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, e per questo abbiamo pensato di proporre proprio nello stesso momento il progetto del kit salvezza, quale aiuto, seppur piccolo, per le vittime di violenza, consapevoli che, come spesso accade, l'allontanamento da casa avviene in condizioni di estrema urgenza, senza il tempo o la possibilità di raccogliere ciò che è necessario per affrontare i primi momenti lontano dalle proprie consuetudini quotidiane. Il kit salvezza rappresenta, e questo lo vogliamo sottolineare, l'abbiamo compreso, poi spiegheremo da chi, come un gesto concreto per dare un aiuto concreto alle persone che vivono questo momento, un momento di sollievo, un momento di conferma della dignità delle donne vittime della violenza, e speriamo che possa integrare quelle politiche regionali di contrasto alla violenza di genere che di fatto con ogni istante, con tutte le strutture, speriamo di riuscire a fornire. Ringrazio, ed è qui il momento che va sottolineato, il Comune di Limena, oggi rappresentato dal sindaco e dal vice sindaco, che ha aperto questa strada come un'esperienza meravigliosa, un'idea virtuosa, una strada virtuosa, donando al pronto soccorso dell'ULSS Euganea alcuni kit, e questa è un'azione che deve essere, a nostro avviso, più estesa, ed è questo che è l'obiettivo dell'ordine del giorno. Ringrazio anche il consigliere provinciale Luigi Sabatino, qui presente, che si è fatto promotore anche in Consiglio provinciale di Padova con un medesimo ordine del giorno che è stato altresì approvato,
ed è previsto e prevede la distribuzione del kit, ad esempio presso i comandi dei carabinieri presenti in tutta la provincia di Padova. E tornando all'ordine del giorno, posso confermare che questo ordine del giorno impegna la Giunta regionale a promuovere un protocollo regionale rivolto a tutti i comuni e le pubbliche amministrazioni interessate, finalizzato alla distribuzione di questo kit di salvezza, questa borsa di emergenza, di valutare l'impegno, di impegnare anche, se necessario, risorse regionali per sostenere la fornitura del kit, di potenziare e diffondere nei centri di violenza e le case di rifugio su tutto il territorio regionale e avviare una campagna informativa per rendere sempre più le donne consapevoli di questi strumenti, di queste opportunità. Purtroppo sappiamo che secondo gli ultimi dati regionali il Veneto sta vivendo un momento molto difficile, più di altre regioni, è per questo che il kit di salvezza, che non vuole essere solo un gesto simbolico, ma un segno concreto, tangibile, possa anche in questo caso, come dicevo, in modo importante dare un messaggio che noi siamo vicini alle nostre donne, siamo a fianco alle nostre donne, siamo anche nei momenti di difficoltà, e per questo con la Giunta regionale e tutta la Regione Veneto abbiamo voluto anche quest'oggi sottolinearlo. A questo punto io mi fermerei, lascerei la parola agli ospiti, che lascerò anche il posto, magari ci alterniamo. Se vuole il consigliere provinciale Luigi Sabatino portare il suo saluto e il suo intervento, gli lascio la parola e lo ringrazio di essere qui con noi. Grazie a tutti. Sì, allora grazie dell'invito e grazie della possibilità che il Comune di Limena, come apripista su questo progetto e con il seguente ordine del giorno approvato in Consiglio regionale, mi hanno dato lo spunto per presentare un ordine del giorno anche in provincia di Padova, anch'esso approvato all'unanimità da tutte le forze politiche presenti in Consiglio. La provincia di Padova non ha competenza nel settore sociale, però ho voluto definire un'azione ancora un po' più concreta nell'immediatezza della necessità di trovare risorse, di reperire risorse anche nel bilancio provinciale, perché comunque, come sa benissimo l'amico vicepresidente del Consiglio regionale che è stato presidente della provincia di Padova, il presidente della provincia ha delle risorse da poter investire per certe determinate cose, per quale motivo non dare un aiuto concreto in questo senso. E quindi ho chiesto di reperire dei fondi per acquistare 5 kit emergenza per le donne vittime di violenza e 5 kit pediatrici, quindi per i bambini, per i minori, scusate, che possono essere accompagnati dalla madre che deve scappare dall'abitazione familiare, anche loro con un primo kit di emergenza, per ogni comando o compagnia dei carabinieri della provincia di Padova. In provincia di Padova ci sono 5 comandi e quindi in tutto sono 25 kit che sono stati 25 più 25 che sono stati richiesti alla provincia di Padova a disposizione del presidente della provincia. Sulla questione diciamo che siamo in tempi in cui parliamo, discutiamo, la politica si sta interessando, la società civile si sta confrontando, a quelli che, a pochi sparuti che mi hanno rappresentato che comunque queste soluzioni non sono soluzioni del problema, dico e rivendico che è pur vero che può essere un fallimento l'abbandono dalla casa familiare di una madre magari accompagnata anche da minori che subiscono violenze continue, però qualcuno deve interessarsi di questo momento preciso, quindi della fase acuta di una crisi familiare, e con questo intervento c'è qualcuno che si interessa anche di loro con un piccolo contributo ma tangibile, una risposta materiale ai bisogni che comunque chi ha subito questo tipo di
di situazioni conosce quali sono i reali bisogni. E oltretutto non possiamo nemmeno nasconderci che, per esempio, come si evince anche dagli ordini del giorno presentati sia in Regione che in Provincia, nella sola Regione Veneto nei primi 6 mesi sono 743 i casi di necessità di abbandono familiare da parte di vittime di violenza. 743 su 5 milioni e mezzo di abitanti, se non è un dato preoccupante questo, e comunque è un dato che è incontrovertibile ed è un dato che ci rende la necessità di dare una risposta immediata, perché la prevenzione, le istituzioni devono continuare sulla prevenzione, devono continuare sugli aspetti di svolta epocale che questa nazione, ma che tutto il mondo deve fare, però le risposte concrete nell'immediato servono e magari potevano dare un leggero respiro di sollievo a queste 743 vittime che nei primi 6 mesi, solo nei primi 6 mesi del 2024, hanno dovuto abbandonare la casa familiare. Io mi fermo qui, ringrazio ancora per l'invito e ringrazio soprattutto il Comune di Limena per l'idea e per aver lanciato il progetto di cui stiamo parlando. Grazie al consigliere provinciale Luigi Sabatino. Chiederei al sindaco di Limena Stefano Tonazzo e poi al vice sindaco, che poi insomma è il motore insieme al sindaco di questa iniziativa. Prego, sindaco. Grazie all'amico Soranzo, vicepresidente del Consiglio regionale Veneto. Ringrazio anche il capogruppo consigliere provinciale Sabatino e ringrazio tutti i presenti. Guardate, per noi è un onore essere qui ospiti, perché da un piccolo gesto del Comune di Limena si è scatenato, uso questo termine che a volte non ha mai un'accezione sempre positiva, però in questo caso è positivo, si è scatenato un interesse che speriamo possa diventare anche una concretezza. Io ringrazio il vice sindaco e l'assistente sociale, dottoressa Campos, qui presente, perché guardate, un comune come Limena, che ha 8.400 abitanti, riduce molto le distanze tra le esigenze e gli amministratori e anche i tecnici. Quindi spesso abbiamo seguito casi che in qualche modo sono scaturiti verso l'abbandono da parte di una donna del nucleo familiare per problemi vari. E da qui l'assistente sociale e il mio vice sindaco hanno avuto quest'idea, perché hanno toccato dal vivo il fatto che una donna dovesse precipitarsi magari in caserma dei carabinieri e non sapeva se rientrava a casa perché magari c'era comunque subito l'assoluto bisogno di spostarla dall'abitazione, eccetera, eccetera. E da qui è nato il kit emergenza. È nato da un caso, è nato da dei casi, è nato dall'esperienza che la dottoressa Campos e il vice sindaco in qualche modo hanno maturato. Ed è importante perché quello che noi abbiamo fatto non è per fortuna, non è per i limenesi, è per tutti, perché noi abbiamo donato questi kit alla caserma dei carabinieri di Limena, ma al centro antiviolenza per le donne e all'azienda ospedaliera. E chiunque può andare, purtroppo chiunque può andare, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi provincia, non ci interessa. È un bisogno primario per una donna. Abbiamo aggiunto anche un bisogno primario per i minori. E quindi un po' le cose sono già state dette. Siamo orgogliosi di aver fatto da apripista e siamo veramente felici che ci sia stato un esempio di sinergia positivo tra un comune, tra la provincia di Padova e tra la Regione Veneto, che in qualche modo hanno fatto loro un progetto che può aiutare concretamente. Veramente vi ringrazio tutti. Grazie sindaco, inviterei il vice sindaco Cristian Turretta che insomma se vuole portare il saluto e nell'occasione magari mostreremo poi cosa contiene, ahimè, quello che è il kit d'emergenza o la borsa d'emergenza. Prego vice sindaco. Grazie, buongiorno e ringrazio anch'io il vicepresidente del Consiglio regionale per questa opportunità che ha dato al Comune di Limena, il consigliere provinciale
della sua presenza. Io vorrei, è stato detto tanto, vorrei iniziare dalla fine, vorrei iniziare dal messaggio finale. Il messaggio finale che voglio dare a tutte le donne è che comunicare alle donne che esiste una rete di sostegno a proteggerla in ogni momento. Fino adesso si è tanto ripetuto il fatto che esistono questi kit, però le donne devono essere anche in grado di sapere che esiste e sapere che possono, in qualora hanno bisogno, possono essere assistite a 360 gradi. E offrire supporto immediato e concreto sicuramente alle donne vittime di violenza. Questi kit che contengono proprio degli oggetti di prima necessità quando ne hanno necessità. È un materiale di supporto anche psicologico, perché anche questo ci vuole, il supporto psicologico e legale, e lo troveranno all'interno appunto del kit. È già stato ripetuto che l'abbiamo consegnato ai carabinieri, al pronto soccorso e al centro antiviolenza. Adesso stanno a loro poterli usufruire, darli alle donne. Cosa significa questo? Che i risultati che noi cerchiamo di attendere è facilitare l'accesso alle risorse per le vittime di violenza e creare un sistema efficace di risposta immediata alle emergenze. È questo quello che noi vogliamo far passare, una risposta immediata in caso di necessità. Non c'è molto altro da aggiungere perché altrimenti rischierei di ripetermi quello che è già stato detto dal consigliere provinciale Enoch, dal sindaco Stefano Tonazzo. Io vi ringrazio tutto ancora per l'attenzione e adesso vi farei anche vedere cosa c'è all'interno del kit. Ti aiuto? Sì, grazie. È un aiutante importante. Non preoccuparti. Non preoccuparti. È in diretta. Allora, l'intimo. Un attimo, per piacere. Ok, grazie. Queste sono informazioni utili. Esatto, informazioni, numeri utili. Mutandine, canottiere, asciugamani, pigiama, una tuta, ciabattine, sorbenti, dei calzini e poi anche i bagnoschiuma. I kit sono stati anche divisi per taglia, dalla S all'XL. Scusate, i kit sono stati divisi per taglie, dalla S all'XL. E lo stesso anche i kit per i ragazzi che sono stati consegnati vanno dai 0, dai piccolini, fino ai 18 anni. Hai concluso? Ho concluso. Beh, Dopo grazie, dopo sì, puoi lasciare pure. Grazie al vice sindaco per questa davvero idea insieme al sindaco di Limena. Io credo di poter dire e diciamo, concludere anche questa conferenza stampa se con però una riflessione che questo progetto che inizia purtroppo dall'esperienza e inizia da un caso di sofferenza, da casi di sofferenza e di difficoltà, però che oggi grazie al Comune di Limena, al lavoro della struttura sociale, della dottoressa Cantos, il vice sindaco, il sindaco, l'iniziativa di una comunità come Limena, poi si è estesa poi alla provincia e adesso a tutta la regione, speriamo che possa diventare presto patrimonio di tutti i comuni del Veneto, con tutta la rete di sostegno delle forze dell'ordine e di sostegno del Veneto. Però in questi giorni questo è un aiuto concreto in un momento di difficoltà, in un momento di emergenza, in un momento di difficoltà che si traduce spesso anche nella solitudine di quella persona che si trova in quel momento in grande velocità, spesso in una situazione di solitudine e anche di, come dire, disorientamento.
Però il lavoro grande lo vogliamo riconfermare, questa è una risposta a una situazione di difficoltà immediata, ma il grande lavoro lo voglio ripetere, lo dobbiamo fare noi, in particolare noi maschietti. Dobbiamo portare l'esempio per cui questi interventi di emergenza non servono. Speriamo sindaco, vice sindaco, consigliere provinciale Sabatino, anche tutti coloro che insomma hanno votato e daranno seguito a questa iniziativa. Speriamo che queste borse di emergenza siano a disposizione, ma che servano il meno possibile. Perché il grande lavoro che dobbiamo fare noi maschietti è dare l'esempio come istituzione, come uomini tutti i giorni, insegnare ai nostri figli e ricordare che c'è un grande e profondo rispetto e che c'è assolutamente bisogno di una cultura diversa. Ecco, questo è il primo lavoro che noi stiamo facendo da tutti i giorni e da tempo anche presso Palazzo Ferrofini, lo stiamo portando con grande forza questo messaggio. Oggi quindi il messaggio che in conclusione di questa bella giornata è che se da un lato dobbiamo lavorare noi tutti i giorni, dall'altro stiamo dicendo che a tutte le nostre donne che non sono sole, ma che c'è una rete di sostegno per quello che possiamo, tutto quello che si potrà fare lo stiamo facendo, lo vorremmo fare. Quindi grazie di questa grande iniziativa, di questa risposta concreta di buona amministrazione, di una buona amministrazione e buoni amministratori e di una iniziativa che grazie alla Regione Veneto ha sempre il piacere di raccogliere soprattutto delle buone esperienze che ci insegnano i nostri amministratori, i nostri comuni, i nostri rappresentanti comunali, i nostri sindaci. Dal basso si costruisce sempre una grande casa. Noi partiamo dalle fondamenta e oggi questa è una dimostrazione. Grazie a tutti anche per quelli che sono intervenuti e un arrivederci a Palazzo Ferrofini.